buongiorno a tutti da Schiffer Adams. Siamo in territorio militare nella zona di Perdas de Fogo. È una zona militare, ma è un passaggio che viene concesso ai turisti. Ci stiamo dirigendo col mio collega amico Luca, ci stiamo dirigendo a vedere le bellissime cascate di Sabu di Doja e su Fosso del Subara, una località naturalistica molto bella. Siamo in territorio militare, però è un territorio dove viene concesso ai turisti di passare. Non è un territorio militare dismesso, ma è comunque un territorio dell'aeronautica militare del poligono interforze di Perdas de Fogo. In questa località è tutta zona che sarebbe appunto proibita, ma è stata concessa a diverse guide escursionistiche il passaggio, dove non è delimitato dalle recinzioni, è possibile passare. Luca, quindi da qui quanto sarà? Un 6 km? Chilometri, sì, esattamente 6 chilometri. Ok, quindi più o meno 6 km ad andare e 6 a tornare da Suvosso de Suvara. È un posto molto bello e poi vedremo anche le cascate di Sabu di Doja. Per ora vi salutiamo e ci vediamo fra un po'. Ci stiamo avviando a Suvosso de Suvara. Questo è il passaggio che è stato già delimitato, percorso da altri esploratori attraverso il software Wikiloc. E poi dopo questo tratto sicuramente si scende in una vallata e la cascata si troverà sotto. Sabu di Doja, bisognerà capire se quella zona è delimitata a livello militare oppure se sarà accessibile. Lo scopriremo presto. Quanto siamo, Luca? Siamo a un'ora. A quanto abbiamo percorso? Yeah. 4 km e 13. Ah, quindi più da Sì. ancora un paio di chilometri, forse, un po' meno. Sì. Ok, let's go.